sebbene comunque complicata, quindi i tifosi hanno bisogno di essere in qualche modo, diciamo, risollevati, e a questo contribuisce, mettiamo la slide successiva, contribuisce la nascita di una nuova testata che è 120 Milan, e l'anno prossimo sarà 121 Milan, perché ogni anno cambierà indubbiamente. È una testata che è stata un quadrimestrale, quindi esce 3 volte all'anno al costo di 20 euro a numero, uno di quei numeri che va diciamo, a riempire la biblioteca del tifoso, in questo caso rossonero, come poteva essere quello di una volta con Forza Milan, che era però una rivista mensile. Quindi è una rivista invece in questo caso che abbraccia numerosi temi, quindi che riguardano ovviamente l'ambiente milanista rossonero, però si allarga alle situazioni, diciamo, della vita normale, quindi l'enogastronomia, la bellezza, diciamo, della vita, percorsi e situazioni che comunque riguardano chiaramente il passato di questa squadra gloriosa. E editore il nostro Milan, che è all'interno delle edizioni di Radio Rossonera, direttore è il nostro amico Luca Serafini, con coadiuvato con altri personaggi della parte, diciamo, della carta stampata e dei media, come Vittorio Mentana, Stefano Menegari e Massimo Veronese, amico del giornale, che conosce benissimo Marco Lombardo. Quindi questa è una bella testata, la consiglio. Io non sono degli stessi colori, però consiglio perché è veramente molto ma molto bella.